professa ballerina t'ho seguita stamattina lungo un fiume dominato dal via vai. Ho fatto briciole di pane per tornare dalle rane dello stagno dove affogano i miei guai. Ho preso in mano la chitarra, t'ho fermata sulla porta, t'ho pescata con la lenza del mio blues. Ti prego lasciati portare dove il sole mai non muore dei tuoi baci, non mi stancherò mai più. E su questo piave che per noi è come il mare, ci navighiamo, ci lasciamo trasportare. Sul mormorio dell'onda si può anche amare, ma soprattutto a noi ci piace fantasticare. Signorina ballerina t'ho rapito stamattina dentro il fiume dominato dal via vai. Ora siamo sopra piave dove posso dirti amore ti amo e viva non ci lasceremo mai. Allora, questa è un'antica strada romana, davanti a me a 150 metri l'Ele sta prendendo l'antichissimo ponte di Roalan, che è un ponte romano che è stato poi ricostruito in tempo napoleonico esattamente sull'antico progetto proprio romano. E questa era un'antichissima strada romana che poi valicava le Alpi e andava verso l'Alemagna, dunque verso la Germania, il nord dell'Europa. Ok. Questo il ponte è qui di fronte. Diciamo qualcosa. Allora siamo, credo, ci sia sotto di noi un precipizio di 200-300 metri. Tipo adesso sono un torrente, potrei dire una idiozia, tipo il torrente Tresegone, non è il torrente Tresegone. 3-7. Sì, il Rumegone, Rusegone, Rustegone, Mastegone, roba del genere. Fatto sta, qualcuno nell'antichità decise di costruirci un passaggio sopra questa cosa. Di là, dalla destra Valle di Cadore, alla nostra sinistra questo è il tracciato romano che dovrebbe condurre alla chiesa di Damos. Di Damos, esatto. Lì lungo la costa, poi in teoria poi l'arteria poi proseguiva e scavalcando le Dolomiti si apriva verso l'Alemagna, dunque verso il nord dell'Europa. Questo è un ponte di impianto romano ricostruito, non vorrei dire un'idiozia, ma ve la dico, non ho capito, ricostruito utilizzando gli stessi disegni e la stessa progettualità appunto delle tecniche romane. La via si chiama Via della Greola, esatto. Antica strada. È bello che almeno qui hanno messo delle indicazioni addirittura che ti indicano il tipo di piante, di alberi che vedi, no? Faggi, antichi olmi, frassini, eccetera. Grandi, insomma. Ponte sospeso ad altissima proprio a strapiombo. Su questa gola profondissima, qui sentiamo proprio il suono imperioso di questo torrente che insomma spinge sotto i nostri piedi. Adesso noi spinge e ci sospinge. Noi andremo a perderci verso i piani dell'Antelao, il re delle Dolomiti. Esatto, là come gli stambecchi bianchi arriveremo. Non faremo prigionieri. Tu non ci senti da un orecchio? Io infatti sento solo dal sinistro. Io ho un po' di tallonite, ma insomma, c'è chi non c'è. Si vedrà. Ciao. Con l'ennesimo scoop di questo progetto per De Piave abbiamo casualmente incrociato un diplomatico brasiliano. Lui smarrito in questa landa dolomitica giunge dal Brasile alla ricerca dei suoi trisavori in questa terra di schiz e di polenta. Landa è quella marziale, probabilmente anche di problemi di carattere psicologico, perché insomma mi rendo conto che camminare da solo per anni e anni e anni, insomma è qua. Adesso io lo traduco. No, okay. Sì, adesso sì. Dimmi cosa vuoi chiedergli. Ecco, volevo capire cosa lo spinge a fare questa impresa solitaria, così da solo, senza nulla, così dal Brasile, qui in questi luoghi. Eu tô subindo, buscando o meu antenatos, intende? Allora lui sta cercando in questa lunga camminata, che sono centinaia di migliaia di chilometri, alla ricerca appunto dei suoi antenati. Capite? Molto Molti chilometri. Molti chilometri, da dove? Dal Brasile? Da che parte del Brasile?
e dai Ipiranga. Da Ipiranga, appunto, del Brasile. Che dov'è Ipiranga? No, non sud Brasile. Si vede che sei un cretino. No, è una idiozia. Così. Ti vogliamo bene, lo abbracciamo. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one. Caro Checco, dai tempi dell'oratorio dei salesiani, che da Beppe Arvotti, che saluto, San Francesco di Sales da Don Bosco, che non facevo così tanta montagna, esatto, come questi giorni qua. Però caspita, si fa una fatica incredibile, ma questi panorami qua io non so chi ce li ha nel mondo. No, nessuno. Incredibile. Veniamo ampiamente ripagati delle fatiche che quotidianamente facciamo e dell'energia che consumiamo. D'altronde vorrei ricordare ancora una volta, siamo dentro il patrimonio dell'umanità, cioè delle Dolomiti, quindi vuol dire che se domani mattina il pianeta Terra scomparisse, uno potrebbe dire: che cosa potresti salvare della Terra, cosa ti ricordi? Uno dice la Gioconda, dice Michelangelo, un altro potrebbe dire le Dolomiti, perché sono le cose più belle che Dio ha voluto regalarci. Dio, che ne so. Motivo Dio, ancora oppure... per sostenere il fatto che se avete occasione, da qualunque parte voi proveniate, partire da Venezia e arrivare a qua è proprio immergersi per 2 settimane nei beni più alti dell'umanità. Allora, faccio un piccolo passo indietro, perché Daniele vi diceva qualche giorno fa che insomma sulla riva, ricordami la riva delle Fondamenta Nuove, esatto. Fondamenta Lì Nuove. Tiziano prese casa per poter vedere le Marmarole, correggimi. Le Marmarole, comunque insomma, le vette. Da lì eravamo più o meno sotto casa sua, oggi siamo qua cercando di pigliarci l'Antelao. Quindi le vediamo molto più vicine molto noi vicine. adesso. Ammesso che, perché non è detto che, però insomma intanto c'è l'acquetta, adesso ci facciamo una birretta. Se vi capita, www.perdipiave.com, ci siamo noi. Il viaggio continua, per di Piave, a voi, ciao ciao. Breve tratto
che avete appena visto non è altro di ciò che rimane di un camminamento di una trincea. Io sono proprio dentro la trincea della Prima Guerra Mondiale e questo era il fronte italiano che ovviamente controllava e sparava verso il fronte austro-ungarico. È strano pensare come un posto così bello, così magico e silenzioso, di recupero spirituale, potesse essere il fronte di una delle battaglie più inutili della storia. Ogni battaglia, ogni guerra è inutile. La Prima Guerra Mondiale è stata null'altro che una enorme tragedia e così deve essere ricordata. Mi trovo qui all'interno di una postazione che risale alla Prima Guerra Mondiale. Probabilmente qui ci stava un cannone, una grande mitragliatrice, perché questo era il fronte italiano, dall'altra parte c'era il fronte austro-ungarico. È importante questo posto perché fra 100 anni noi tutti saremo richiamati a ricordare uno dei più grandi, forse il più grande conflitto mondiale che ha in qualche modo determinato poi le sorti dell'Europa e del mondo che è venuto poi. E dunque sarà importante per tutti noi l'idea della memoria. Ora, la memoria funziona veramente ed è efficace per gli individui, per le collettività e per le civiltà soltanto se tiene insieme l'impronta del passato con il progetto del futuro. Questa cosa funziona soltanto se noi saremo capaci di essere senza mai smettere di diventare, se saremo capaci di diventare senza mai smettere di essere. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'alloro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe e del moro arrossano il cimiero di identico colore. Ma più che del corpo le ferite. Ma la guerra, 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 no! Sloopy lives in a very bad part of town, and everybody, yeah, tries to put my Sloopy down. Sloopy, I don't care what your daddy do, 'cause you know, Sloopy girl, I'm in love with you. Alla 11ª tappa, Laggio Sappada. Este amigo, Laggio Sappada. este amigo. Siamo stati ospiti questa notte della casa soggiorno alpino di Laggio di Cadore. Allora Francesco un attimo vi introduce la storia di questo posto e vi dico quali sono le opportunità invece per il turismo contemporaneo.
Allora, questo è un luogo della memoria perché noi stanotte abbiamo dormito presso un ex preventorio. Cos'è un preventorio? Cosa diversa rispetto a un sanatorio. È un luogo in cui dei bambini venivano accolti per evitare che in qualche modo potessero contrarre una malattia, nella fattispecie la malaria. In particolare questa casa alpina di Rovigo faceva sì che i figli di molte famiglie che abitavano la zona del Polesine potessero trovare accoglienza e ospitalità in questo luogo per un breve periodo di tempo, cioè dai 6 mesi ai 2 anni. Naturalmente questa cosa serviva per evitare appunto che questi bambini contrassero la malaria che falcidiava le zone del Po, della foce del Polesine e del Rodigino. Ora la struttura così com'è ha potuto mantenere la propria, come dire, connotazione fino al 1976 e poi è stata chiusa, e ad oggi, a cura di un'associazione di famiglie rurali di Vittorio Veneto, è stata rivalutata come casa alloggio per un turismo sociale, quindi sostenibile, quindi un po' per permettere a tutti, anche chi non ha grosse possibilità economiche, di trascorrere alcuni momenti di ferie in questi luoghi magnifici nel cuore delle Dolomiti. La posizione strategica è immersa nei boschi, siamo molto vicini ad Auronzo, a tutto il Cadore, quindi per esempio Pieve, il lago di Misurina, il lago di Braies, e accoglie, pensate, molte persone durante l'estate, non solo, ci sono 60 camere da 2 a 4 posti con tutti i servizi del caso, la sala video, la sala TV, la sala conferenze, il bar, eccetera, eccetera, le mense e quant'altro. Se volete maggiori informazioni anche per passare una vacanza con dei costi contenuti ma immersi in un posto meraviglioso, afrsinistrapiave.it. Si parte, ciao. Siamo a Lozzo di Cadore, abbiamo fatto una mattinata, diciamo, di transizione perché il cammino inizierà fra poco, dove andremo verso la sorgente della Piave di Valvisdende. Allora, capita di essere qui a Lozzo di Cadore e dover acquistare un giornale. Entro nella tabaccheria a fianco al bar centrale e mi imbatto in questo libro, Viaggio con un'asina nel cuore della Francia, di Stevenson. Apro e sentite che razza di rivelazione. La cosa migliore che possiamo aspettarci dei nostri viaggi è di trovare un amico sincero. Fortunato è quel viaggiatore che ne trova molti. In realtà viaggiamo proprio per trovarne. Essi sono il fine ultimo e la ricompensa della vita. Ci aiutano a mantenere la nostra dignità e quando siamo soli siamo semplicemente più vicini a chi è assente. Siamo in questa bellissima chiesa del 1300, siamo a Vigo di Cadore, è proprio una chicca e abbiamo il piacere di aver trovato quasi per caso Margherita, una giovanissima ragazza appassionata della sua terra e di questa chiesa in particolare. Allora, questa è Sant'Orsola in Gloria e vediamo Sant'Orsola che reca in mano il Vexillum Sancti Petri, che è il simbolo della cristianità, ed è cerchiata dalle 11.000 vergini che l'hanno accompagnata nel suo pellegrinaggio a Roma, e hanno tutte in mano la palma, che è simbolo del martirio e della resurrezione, e ai piedi di Sant'Orsola ci sono i 2 personaggi che sembrano essere i committenti della cappella, che sono Ainardo da Vigo e Margherita da Leisac. Alle mie spalle viene effigiato l'immagine di un ecclesiastico che ha un viso molto preoccupato, un uomo che evidentemente ha condotto una vita non troppo morigerata, anzi particolarmente peccaminosa. Vi è raffigurata Sant'Orsola che lo stigmatizza con un indice in puntamento. Il patto tra i due è il seguente: io ti potrò graziare, cioè ti manderò in paradiso a condizione che tu ti redima. Per redimerti dovrai dire, anzi pronunciare ben 11.000 Padre nostro, 11.000. Ecco, voglio dire, forse sarebbe il caso anche in questi tempi un po' funesti di crisi economica, anche sociale, che noi tutti imparassimo un po' di più forse a recuperare il culto della preghiera, che non ci farebbe male a voi. Ancora una volta, questa è la facciata di Sant'Orsola, ritroviamo San Cristoforo,
grande così perché potesse essere visto dai pellegrini in arrivo, dai viandanti. Quindi anche nel nostro caso, per l'ennesima volta, ritroviamo un affresco di San Cristoforo. Siamo con Emily, detta Beppa Joseph, sul muro della chiesa più antica del Cadore. Ma di cosa stiamo parlando? Oddio, dove ho messo le chiavi? Ah, eccole qua. Allora, questo episodio delle due ostetriche che vediamo in questo affresco è tratto dai Vangeli apocrifi, per esempio di San Tommaso o anche di altri evangelisti, perché tutti gli evangelisti sappiamo hanno scritto il Vangelo. È l'episodio che riguarda appunto queste due ostetriche che erano state chiamate ad assistere al parto della Vergine. Vedete che una è cristiana, che è quella con l'aureola, e una è pagana, quella vestita di marron. Anche i vestiti stessi così dimessi indicano proprio il paganesimo come quasi una colpa, no? Quindi uno che è pagano va messo con colori ancora più sbiaditi, certo, chiamiamoli poveri, ecco. Questa ostetrica, dice il Vangelo, avesse messo in dubbio la verginità di Maria e appunto si sia chiesta come una donna che ha appena partorito fosse rimasta vergine, chiaramente, e ha voluto una prova tangibile. Quindi ha visitato Maria, però mentre la stava visitando, che ha capito che appunto era vero che era rimasta vergine, la mano gli si è paralizzata, come per dire l'incredula, tu non hai creduto. Dopo invece lei si è convertita e, come vediamo in questo affresco, stanno tutte e due lavando Gesù bambino, quindi praticamente lei si è convertita. Difatti è proprio l'incredula e la credente. Quindi questo è un episodio che chiaramente non viene messo certo, nelle chiese, di sicuro nelle chiese dopo il 1300 non veniva più messo. Certo. Questo indica che appunto questa chiesa è vecchia e che potevano ancora affrescare certi episodi che dopo la chiesa praticamente ha eliminato. Però siete belli forti. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Proviamo ad arrivare, no, alle sorgenti della Val Visdende. Esatto. Questo è il Piave che rivendicano come corso del Piave, sostanzialmente. Poi c'è l'altro corso, ma entrambi partono dalla stessa sorgente. Avrebbe due sorgenti teoricamente e due foci. Questa in realtà dovrebbe essere la sorgente, cioè il tratto della sorgente un po' apocrifa. In realtà la sorgente è la stessa, però si biforca in Val Visdende e nella valle quella di Sappada che abbiamo fatto l'anno scorso. Adesso saliamo in questo sentiero e quella è la nostra montagna sacra e insomma un'ora e mezza dovremmo arrivarci, insomma, più o meno. What used to be shadows of my